Assessore, oggi si chiude proprio un lungo percorso che porta a un futuro per un luogo storico dove non si deve dimenticare. Sì, esatto, una nuova fase che d'altro canto in continuità con quello che è avvenuto, però una nuova fase che vede protagonisti anche i due comuni di Faidis e di Attimis in questa convenzione, che dà alla sezione Partigiani Osoppo la gestione delle maghe di Porzusco, gestione che in realtà hanno già volontariamente fatto in questi ultimi decenni, però con un accordo con la regione importante perché in qualche modo dà maggior consistenza e puntualità anche alla presenza istituzionale in quel luogo, che è un luogo su cui non solo conservare la memoria, ma sviluppare anche un progetto sociale, diciamo, per la nostra regione, perché lì ci sono in qualche modo accaduti degli avvenimenti che sono l'esito di quello che la nostra regione è, di quella regione di confine, di come la seconda guerra mondiale si è sviluppata, e quindi una tragedia che fa parte della nostra storia, e una tragedia che ricordiamo anche in cui non tutte le responsabilità erano locali, perché chi ha deciso poi non era della nostra regione, per cui un discorso complesso che però oggi dà nuova linfa a questo accordo, anche che abbiamo visto nell'ultima manifestazione anche con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che ha fatto terminare queste incomprensioni di questi tragici errori che sono stati purtroppo anche l'esito del costo della nostra libertà.